Antonella Stelitano, qui a Rua di Feletto per raccontare Le donne di Cortina nel 1956. Perché parlare di queste figure? Da dove nasce l'idea? Ma l'idea nasce perché di loro non si era mai occupato nessuno, nel senso che quando gareggiavano, quando erano a Cortina, lo spazio nei giornali veniva dedicato soprattutto agli uomini e anche poi nella narrazione sportiva successiva le donne erano sempre in secondo piano, sempre escluse. E così è venuta l'idea a me e ad Adriana Balzarini di andare a vedere chi fossero queste donne, quindi di raccontare l'Olimpiade del 56 attraverso proprio le esperienze e le storie delle donne. E alla fine ci siamo anche accorte che non c'erano solo delle sportive, quindi atlete che gareggiavano solo in tre sport, sci, sci di fondo e pattinaggio artistico su ghiaccio, ma c'erano anche delle altre donne che erano presenti come allenatrici, le prime donne giudici, c'è qualche donna giornalista accreditata, c'è un'unica donna speaker e poi ci sono delle donne che sono presenti con altri ruoli di carattere anche professionale e sono delle pioniere anche loro. Abbiamo cercato di mettere insieme queste storie e di raccontarle attraverso proprio le loro storie personali, attraverso i documenti originali, attraverso i ritagli di giornali che le descrivevano, magari anche se in poche note, e quindi abbiamo proprio voluto descriverle con le parole con le quali loro hanno vissuto quell'Olimpiade. C'è qualche nome che si sente di fare o magari qualche figura che cammin facendo si è più affezionata? Allora, noi ci siamo veramente affezionati a tutte le storie perché sono molto diverse una dall'altra, ma faccio alcuni esempi. Per esempio, c'è un architetto di Milano, Franca Elg, che introduce l'uso dei pittogrammi per indicare le sedi delle gare e questa è una novità grandissima ed è l'architetto che si inventa l'idea che la città olimpica sia una vetrina a cielo aperto. Quindi questa per esempio è una cosa che nasce proprio con Cortina 56. Oppure c'è l'unica donna speaker che ha una storia particolare, è un'austriaca di Garmisch, che parla 6 lingue e che fa la speaker perché non era riuscita ad arrivarci come sciatrice, come atleta e cerca in tutti i modi di arrivare alle Olimpiadi e ha una vita rocambolesca e ci arriva in un modo particolare, però poi diventa veramente una voce che per 50 anni ha accompagnato le edizioni delle Olimpiadi, dei campionati del mondo. Quindi ci sono veramente storie diverse, però abbiamo raccontato anche le storie delle donne del paese, le storie delle ragazze che sono state chiamate, delle ampezzane che hanno fatto le premiazioni, oppure anche di molte segretarie, assistenti, interpreti che erano state reclutate per l'occasione. Quindi un po' tutte le donne che erano lì a qualsiasi titolo. Qual è il metodo di misura che avete utilizzato per realizzare quest'opera e insomma vi siete fermate a riflettere su quanta strada è stata fatta dal 1956 al 2026 con nuove Olimpiadi invernali? Allora, il metro di misura è stato, beh, innanzitutto trovare i nomi e trovare le storie perché le donne, noi non ci siamo occupate solo delle italiane e quindi molto spesso le donne si sposano, cambiano cognome, quindi il metro di misura era innanzitutto troviamo, vediamo chi sono e cerchiamo informazioni su di loro e non di tutte, di tutti i nomi abbiamo trovato poi riscontro nelle storie. E quindi questo è stato il metodo, di andare a cercare veramente a 360 gradi e in qualsiasi luogo, perché la ricerca è stata, varrebbe un libro solo da sola, no? È stata una cosa ehm, avventurosa anche. Qualcuno ci ha detto siete state due Indiana Jones, ma è vero, cioè noi siamo andati a fare ricerche in posti che non si possono nemmeno immaginare, no? E la seconda cosa è quanti passi in avanti? Sì, tanti, cioè sono cambiate tantissime cose. Pensiamo che queste ragazze, molte di loro per esempio lavoravano in stalla, spaccavano la legna, mungevano le mucche, poi finita la giornata mettevano gli sci del fratello magari e andavano a fare un allenamento. Quindi storie che sono completamente diverse, inimmaginabili oggi. Però nonostante ci sia questo percorso che è stato fatto, resta una cosa uguale per tutte ed è la passione. Cioè non c'è nessuna differenza tra la passione di quelle ragazze di 70 anni fa e la passione di queste, tra la tenacia di quelle e la tenacia di queste. Quindi la tenacia, la determinazione, la passione sono rimaste identiche, tutto il resto è cambiato.